Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E noi siamo sempre qua, come tutte le settimane siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, guarda caso. Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno, benvenuti. Questa è Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Chi più ne ha più ne mette. Più ne ha più ne mette. Insomma, abbiamo tre media che ci trasmettono la cosa, insomma, ci fa veramente molto piacere. Allora, vai. Posso andare con i titoli subito? Subito, sì. Perché il tempo stringe, il giorno si fa notte. Noi siamo sempre di fretta tutte le settimane, abbiamo un'ora alla settimana e arriviamo sempre 2 minuti prima. Allora, dai, i titoli. Il primo, Ponte Santa Giulia chiuso, il ponte di Bardi praticamente. Ecco qua. Poi Moria di Vongole in Marinetta. Giorno del ricordo. Poi, fate presto con la Zez. E poi ultimo, ma non ultimo, Rovigo in Love. Ecco qua. Ti stai aspettando? Stavo aspettando mi ero un po' attardato. Io aspetto questo segnale, segnale divisorio praticamente con gli effetti speciali che la tecnologia ci prepara. Che noi abbiamo, abbiamo pagati anche parecchio e quindi è giusto usufruirne, perché no? Insomma, ecco. Vabbè. La prossima volta mettiamo un altro effetto speciale. Un altro. Il gabbiano che mi viene fuori. Mi aspettavo un altro. Vabbè, dai. Allora dai, ci prepariamo, tra poco iniziamo Made in Polesine. Prove. Allora rieccoci, rientrati, e quindi siamo pronti a questo punto per dare inizio alla vera e propria puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, come già accennato nel precedente collegamento, Ponte di Santa Giulia chiuso. Parliamo del Ponte delle Barche. Quindi, che era già stato chiuso anche qualche tempo fa. La volta scorsa era stato chiuso per restauro più o meno un anno fa, poi è stato chiuso per la piena del Po, creando super disagi. Adesso c'è un'ultima notizia che dal 13 febbraio al 31 marzo, comunicazione del sindaco e dell'amministrazione di Portotolle, sarà chiuso per manutenzione. Allora, abbiamo già sottolineato che al di là del fatto folcloristico, questi due ponti di barche che uniscono i rami, questo qua in particolare, il ramo di c'è l'isola di Ariano Polesine, l'isola di Ariano, con il comune di Portotolle, appunto in località Santa Giulia, è veramente un grandissimo disagio per gli abitanti, perché ricordiamo a Santa Giulia c'è la banca e dall'altra parte a Occa Marina, nel territorio appunto dell'isola di Ariano, c'è la posta, ci sono tutti i lavoratori che magari i pescatori che lavorano nella vicina Goro. Ricordiamo che Goro è un grosso comprensorio anche questo ittico, e quindi sicuramente ci sono pescatori nostri e viceversa che devono fare poi un giro, necessità di passare di qua e di là, insomma. L'alternativa è più o meno far 40 km in più. Allora, che dire, innanzitutto questi ponti qua, ogni volta c'è questa discussione, si fanno, si mettono a posto, allora, secondo me sono necessari, primo, anche perché poi vogliamo recuperare i piccoli paesi che altrimenti muoiono. Se gli tiri via anche questo punto di riferimento, sicuramente non dico forse meno penalizzata la parte del comune di Ariano e Taglio di Po, però dall'altra parte vuol dire che far morire il paesino di Santa Giulia. Questa può essere anche una scelta, non la vogliamo discutere, però se decidiamo di mantenerlo, il ponte di barche è importante. E ne parliamo perché tra l'altro c'è stato il sottosegretario Andrea Martella, che è venuto in visita a Portotolle, appunto, è andato a vedere i disastri che è successo il 12 novembre con la famosa mareggiata. E il sindaco gli ha prospettato la misura dei danni, che sono stati più o meno di 6 milioni di euro. Si è parlato che arriverà nel nostro territorio 8 milioni di euro. Secondo me sarebbe cosa buona e giusta dirottarli anche su questi ponti. Ma chi siamo noi? No, è una considerazione giusta, insomma, perché mi sembra giusto. Cioè, sono veramente importanti questi collegamenti tra le isole praticamente. Sì, cioè, ma non solo, poi dopo ricordiamo anche la valenza turistica e paesaggistica, sì. E tutto quello che abbiamo sempre detto. Vabbè. Quindi speriamo che, noi ne siamo sicuri, l'amministrazione comunale di Portotolle avrà un occhio di riguardo per questo, quindi Taglio di Po pure, e siamo sicuri che faranno il possibile. Speriamo bene, insomma. Va bene. Solidarietà agli amici di Santa Giulia e di
San Rocco. Noi intanto l'abbiamo Ottomarina. sottolineato, Vabbè. insomma abbiamo evidenziato questa cosa che si sembrava anche giusto farlo. Come insomma. ricordate, dal 13 febbraio, quindi proprio da oggi, al 31 marzo, per manutenzione il ponte è chiuso. Quindi se arrivate a Santa Giulia non sperate di andare dall'altra parte, dovete ritornare a Porto Tolle e farvi i vostri 25-30 km in più. Che non sono pochi. Che non sono pochi. Va bene, allora dai, ci fermiamo, breve pausa, torniamo tra poco per continuare Made in Polesine. E siamo ritornati e siamo pronti per continuare Made in Polesine di questa settimana. Oggi ti vedo un po', come dire... Costipato. Sì, esatto. Già un po' raffreddato. Un po' raffreddato, tossito. un po' di lacrime, non dagli occhi però. Vabbè, Dal naso. non sottolineiamo. Vabbè, secondo titolo, Moria di vongole in Marinetta. Abbiamo visto un po' tutti, insomma, abbiamo parlato prima del ponte di Santa Giulia, abbiamo parlato che c'è stata la visita del sottosegretario Andrea Martella per vedere i danni che sono successi appunto nella sacca di Scardovari. C'era presente anche il prefetto Maddalena De Luca, che devo sottolineare ci tiene molto il nostro territorio, nonostante lei non sia autoctona, non sia del nostro territorio, però vedo che è molto presente, questo ci fa piacere, grazie eccellenza. Però allora, innanzitutto ricordiamo cosa ha detto anche riguardo alla visita del sottosegretario il sindaco di Porto Tolle. Ha detto che i lavori di ricostruzione partiranno a maggio in sacca di Scardovari per le Cavane, perché la sacca ritorni a splendere. Ci sono state grandissime spese non solo per le Cavane ma anche per l'operazione di smaltimento dei rifiuti, che è costata solamente quella 200.000 euro, quindi sono 6 milioni di euro, ne abbiamo già parlato prima, per quanto riguarda la ricostruzione. 8 milioni di euro dovrebbero essere quelli che ritornano, però parliamo adesso di un'altra cosa molto grave, che nelle lagune di Marinetta e Caleri, diciamo tra i confini tra Rosolina e Portoviro, c'è una moria di vongole. Abbiamo sempre sottolineato che il nostro comprensorio ittico deve essere rispettato, curato, eccetera, che è troppo importante per il nostro territorio per perderlo. Abbiamo sottolineato che altre cose importanti, tipo i laboratori di confezione, li abbiamo persi in altri periodi in maniera abbastanza, come si dice... Sì, abbiamo fatto un grossissimo errore, perché non abbiamo fatto il comprensorio come si deve. Stavolta sembra che ci muoviamo bene, però questa tegola sul capo c'è, che la moria di vongole sta creando veramente problemi in due delle lagune più importanti, appunto tra Rosolina e Portoviro, che è appunto Marinetta e Caleri. Cosa succede? Non si sa perché. Non si è capito bene il motivo. Non si è capito bene di questa moria. O magari non ce lo vogliono dire. Non si sa, però c'è un filmato dove si vede appunto il prefetto, l'eccellenza Maddalena De Luca, che va con la barca della Capitaneria di Porto, forse delle Finanze, e un pescatore tira fuori le vongole e sono tutte veramente morte. Questo è un danno gigantesco, non si sa se è fatto per un dolo o per, addirittura ancora non si sa, o perché non so, c'è asfissia nelle acque, eccetera, o delle sostanze negative, ecco. Sì, fatto sta che giustamente dicevano gli operatori di questo comparto che non solo quando muoiono è un problema, perché manca proprio il prodotto finale, però bisogna tirarle via, perché altrimenti con la loro morte fanno delle tossine che fanno morire anche le altre. Quindi noi sottolineiamo questo problema, solidarietà naturalmente agli operatori del comparto, però ci vuole veramente rispetto per questo settore, che se la nostra parte di provincia, il Basso Polesine, è un pochino più viva rispetto a altre parti del Polesine, l'abbiamo sempre detto, cioè il Polesine Alto, Polesine Centrale, secondo me è molto più lento dal punto di vista economico rispetto al Delta del Po, perché siamo bravi, perché abbiamo imprenditoria aggressiva, eccetera, però bisogna anche seguirla, e quindi sottolineiamo questo problema. Speriamo che chi è preposto, chi ha da controllare da una parte se c'è stato dolo o meno, e se ci sono da fare dei lavori, ricordiamo anche nel versante di Porto Tolle che Barbamarco è chiuso, ha dei problemi,
il Canarin è chiuso, c'è solo la laguna, la sacca di Scardovari che sta producendo, e fra poco, siccome ci sono 1500 pescatori che si rivolgono tutti lì, fra poco arriverà un problema che non ci sarà più Non mondo. ci sarà più. Quindi non mangiamoci certo. questa ulteriore opportunità. E chi deve seguire segua, e chi deve colpire colpisca, chi deve punire punisca. Vabbè. Cioè, siamo stati, no, sei stato veramente molto chiaro, molto appunto, esaustivo in questa tua diciamo riflessione, ecco. Grazie Davide. Va bene, ok, va bene. Dai, allora ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, ma tra poco saremo ancora con voi. Siamo ritornati come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo, Medi Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Questo è Medi Polesine, tutte le settimane siamo qua con voi a raccontarvi un po' i fatti accaduti durante i fatti principali, insomma, del nostro territorio di questa settimana. Allora, qua parliamo, abbiamo un argomento adesso che non è prettamente del nostro territorio locale, però insomma ci sembra giusto ricordarlo comunque, perché ricordiamo poi il giorno del ricordo, le foibe praticamente. Ecco, praticamente il giorno del ricordo, abbiamo celebrato il 27 gennaio il giorno della memoria, ricordando la Shoah, e invece il giorno del ricordo è, semplificando il discorso delle foibe, la tragedia delle foibe. Perché ne parliamo poi nel nostro programma Made in Polesine? Perché fortunatamente quasi tutti i comuni hanno presentato qualcosa, hanno ricordato questa immane tragedia degli esuli istriani, fiumani, dalmati, eccetera. E tra l'altro lo ricordiamo perché proprio ieri sera c'è stata una manifestazione a Taglio di Po, una presentazione con uno storico importante che hanno appunto ricordato le foibe, ma in particolar modo anche gli esuli istriani, appunto deltini e dalmati e fiumani. Che dire, allora, le foibe, facciamo un ricordo particolare, non entriamo nella questione politica, chi è colpa di chi e chi è colpa di meno, ricordiamo solo storicamente che purtroppo per un discorso di pulizia etnica hanno ucciso migliaia di persone in maniera veramente tremenda, perché ancora vivi erano legati col fil di ferro, erano buttati in queste foibe che sono praticamente dei buchi nella montagna. Ricordiamo che le montagne istriane e giuliane sono di calcare, quindi fanno spesso queste voragini e praticamente buttavano dentro le persone legate una con l'altra e poi si trascinavano. È una cosa tremenda. Vabbè, però quella che non se ne parla abbastanza è i 350.000 esuli che sono appunto, una volta che è finita la guerra, che nella spartizione dei beni la parte italiana che c'era al di là della Jugoslavia, la provincia appunto dalmata di Zara eccetera, vengono mandati via e vengono 350.000 esuli. Erano italiani a tutti gli effetti. Pochi lo sanno, questo qua è il problema, che Zara era una provincia italiana, con lingua italiana, ma poi proprio nel comprensorio italiano. Era un sai quando hai un territorio fuori dal tuo territorio, però erano a tutti gli effetti italiani. E questo ce ne siamo dimenticati. Io ho parlato 2 anni fa con una signora che era appunto reduce da questa partenza tremenda, e diceva che quando sono arrivati poi ad Ancona, al porto di Ancona, invece di essere accettati come amici italiani che hanno perso la casa per colpa della guerra, la gente gli sputava addosso e la gente li trattava male. Questa qua è una delle pagine secondo me più brutte della nostra storia. Certo. E quindi bisognerebbe saperne un po' di più. Se tu domandi in giro, ma secondo te Zara era italiano o era Jugoslavia? Il 90%, io per primo, fin quando non mi sono non sa rispondere a questa domanda, erano italiani a tutti gli effetti. Ricordiamo che la provincia di Zara, con i bombardamenti degli alleati nel 1945, è stata completamente distrutta ed è stata la provincia più distrutta italiana della guerra mondiale. Quindi tra l'altro sono rimasti in pochi, per una questione anagrafica, quelli che ricordano questo fatto negativo della nostra storia, però è giusto ricordarle. Quindi ben vengano questi incontri per ricordare appunto il giorno della memoria, per parlare delle foibe,
per non fare revisionismo, e quindi bravi a tutti gli amministratori che hanno deciso di ricordare questo. Di fare qualche manifestazione. Certo. Documentiamoci tutti un po' di più, sappiamo un pochino cosa è successo, ricordiamo che 350.000 persone sono dovute scappare dalle loro case, dalle loro terre, e questo esattamente 70 anni fa. Quindi, Esatto. mica... Sì. Vabbè, allora, questo. Dai, allora chiudiamo questa parentesi, diciamo, Però era giusto ricordare che il nostro programma, che siamo un programma esatto, fondamentalmente sì. come dici, non proprio impegnatissimo. Sì, ma ogni tanto, anche se, come ho detto in precedenza, non ha molto a che fare, diciamo, con la nostra zona, perché noi medi polesi, insomma, questa è una cosa che è un po' al di fuori dei nostri confini, però insomma ci sembra veramente giusto sottolineare, ricordare questa tragedia veramente. Sì, la signora che intervistai, appunto, che era un esule zarina, abita a Rovigo, quindi ci sta. Quindi ci sta. Vabbè. Dai, allora ci sentiamo tra poco. Allora, questo è sempre Medi Polesine e adesso siamo pronti per il penultimo argomento di oggi. Molto molto semplice così il titolo, fate presto con la ZES. Cos'è la ZES? Allora, la ZES è praticamente questa possibilità in un comprensorio che va più o meno da Polesella fino a Ficarolo circa, per ottenere degli sgravi fiscali importanti per l'industria. È quasi una zona franca ed è una grandissima occasione. Il sottosegretario Martella, che abbiamo già citato prima, che è venuto appunto nel Delta per vedere i danni e i disastri del 12 novembre, però ha fatto un incontro con la Confagricoltura a Rovigo e ha parlato che la regione deve stringere i tempi per decreto e piano strategico per appunto ottenere i benefici della ZES. Addirittura fa un'affermazione: per i polesini è un New Deal. New Deal, ricordiamo che è stata quell'operazione di Roosevelt nei primi anni, nel 1930-35, praticamente dopo la Grande Depressione, che ha portato l'America a essere la prima nazione del mondo. Quindi potrebbe essere che, visto, abbiamo citato che ci sarà poi la superstrada, la Polesana, come si chiama la strada del Polesine che va a Verona? La Transpolesana, non mi veniva. Sì. Sta diventando un centro logistico importante a livello nazionale, e questa ZES potrebbe aumentare ancora di più i benefici di questi sgravi, eccetera eccetera. Quindi se lo dice il sottosegretario, che non sono di solito molto famosi per la velocità di esecuzione, sì, però dice di stringere i tempi, forse è giunto il momento di muoversi e abbandonare un pochino di attriti e di scuole di pensiero negative. Ricordiamo anche che, essendo stato fatto dalla Confagricoltura, si parlava appunto di esprimere molti benefici verso appunto l'agricoltura. Noi abbiamo delle eccellenze che dobbiamo curare e seguire, quindi è una delle grandi occasioni che non dobbiamo assolutamente perdere. Assolutamente. Nel nostro piccolo cercheremo di seguire se si muovono come si deve, però hai qualche dubbio, tu dici? Ho qualche dubbio, perché ZES questa sconosciuta, non se ne parla abbastanza, non si sa. Forse perché noi, abitando nel Basso Polesine, non è una cosa che ci toccherà come benefici, perché ricordiamo sarà da Polesella in su, però è un'occasione da non perdere e da monitorare come si deve. Quindi i politici, i nostri polesani, dai. Se potete. In ginocchio, se potete, dai. In ginocchio no, però se potete, dai, stateci dietro a questa grossa opportunità. Va bene, dai. Allora, adesso noi ci fermiamo, brevissima pausa, torniamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ed eccoci quindi pronti a mettere in campo l'ultimo argomento di oggi. Parliamo a questo punto del nostro capoluogo di provincia, che è appunto Rovigo, e Rovigo in Love, addirittura. Bello questo titolo. Allora, abbiamo detto di che cosa si tratta? Allora, abbiamo parlato un sacco di volte che vai di domenica a Rovigo e c'è il deserto dei Tartari, non c'è nessuno. Però quando Rovigo fa qualcosa si riempie, perché c'è proprio la voglia, secondo me, di tutta la provincia, ma in particolar modo di quelli che abitano a Rovigo, di andare a vedere animata la sua città.
abbiamo fatto la polemica la volta scorsa, la settimana scorsa, che vorrebbero chiudere ulteriormente il corso del popolo, non far circolare le auto, eccetera eccetera. Però quando a Rovigo si fa qualcosa come Rovigo in Love, c'erano esattamente domenica 9 febbraio 3.000 partecipanti. Praticamente successo clamoroso, c'era una giornata di sole straordinaria, c'erano i podisti che hanno girato appunto per Rovigo. Una cosa interessante era il passaggio suggestivo, come dice l'articolo: all'interno del Conservatorio Venezia di Rovigo 4 musicisti hanno accompagnato i podisti con le colonne sonore di Mission Impossible e James Bond. Quindi quando passavano i podisti, bella. Quindi ricordiamo, se a Rovigo si fa qualcosa, ricordiamo quando c'è la fiera, ricordiamo quando c'è il street food, ricordiamo quando c'è la festa del cioccolato, ricordiamo adesso Rovigo in Love. Quindi per animare le nostre città bisogna fare qualcosa. Quando c'è qualche manifestazione, Rovigo risponde veramente. Quindi ricordiamo che non è poi solo questione di Rovigo, questione che io sono di Taglio di Po, tu sei di Portoviro, vai in qualsiasi bar, si dice e a Taglio di Po non si fa niente, e a Portoviro non si fa niente. È sempre così, insomma. Quindi però dai, magari investire qualche soldino di amministrazione con l'aiuto delle Proloc, eccetera, per fare anche queste manifestazioni non sono cose inutili, ma sono cose veramente importanti per far star meglio le città, perché poi la gente si muove, quando la gente va fuori, quando fa vasche nei corsi, eccetera eccetera, sì. È un piacere per tutti. Abbiamo visto anche qua da noi durante le festività natalizie qua a Portoviro con la pista di ghiaccio. Hai visto? È stata una bellissima idea che ha portato tanta gente anche da fuori. Con poco, diciamo, anche con poco, ecco. Ma una pista da ghiaccio, ecco, è bastata solo per portare parecchia gente in paese. Ricordiamo che in quasi tutti i comuni le sovvenzioni che si danno alle Proloco sono diminuite, tanto per dire, no? Perché siccome poi tutti sono bravi a parlare, poi quando loro tirano fuori i soldini, ma non ci sono soldi per qua, e non ci sono soldi per là, e non ci sono qua, e non ci sono là, e invece secondo me dovrebbe essere una fetta importante di contributi proprio per queste cose, perché più la città si anima, più ne giovano tutti. Faccio un piccolo inciso, da noi come punto di riferimento Basso Polesine c'era Adria come centro commerciale, non come porto, cioè proprio come il corso di Adria erano delle cose più belline che avevamo noi, negozi. Ultimamente veramente sta morendo. Quindi purtroppo sì. Il centro di Rovigo stesso, i negozi stanno chiudendo, non è magari la soluzione per tenerli aperti, però secondo me se la città, il paese si anima, anche le strutture commerciali e artigianali ne giovano. Certo, questo è fuori Va dubbio. Bene, dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. In conclusione d'appuntamento anche questa settimana, è veramente volata questa puntata, e adesso però prima dei saluti volevamo ricordare questo nuovo programma che stiamo un po' mettendo a fuoco, ma stiamo mettendo in piedi, praticamente è questa sorta di karaoke, se vogliamo, che poi viene fatto anche in maniera con le riprese televisive, poi in TV, eccetera, eccetera. In TV su Prima Free, andrà anche su Made in Polesine, verrà pubblicizzato un po' da tutte le parti, ed è anche praticamente una maniera per esibirsi e per vedersi poi eventualmente anche in TV, e quindi mi raccomando. Allora lo stiamo preparando, si chiamerà Talent Karaoke, perché karaoke c'è quasi in ogni bar, in ogni ristorante, quindi a noi fa piacere. E poi tra l'altro nei karaoke ci sono veramente persone molto molto brave a cantare, esatto, sì. E ci sono persone molto molto brave a divertirsi, sì. Quindi magari quelli va bene tutto, dai, quelli non bravissimi però si divertono, fa piacere a loro cantare e suonare, quindi a noi fa piacere farli vedere. Quindi è un programma che fra poco appunto andrà su Prima Free e poi su Made in Polesine, come media partner anche naturalmente Radio Diva, e che dire, ne saprete di più. Vabbè, vi aggiorneremo nelle prossime settimane. Va bene? Ok. Bene, con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo la prossima settimana. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, e noi ci sentiamo come sempre, come detto, la prossima settimana, sempre qui su Radio Diva, su Radio Colbe e su Made in Polesine Web TV. Adesso i nostri saluti, il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti.
Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.